Cari amici rossoblù, tifosi del Cagliari, voglio iniziare oggi subito col farvi una domanda. Voi, essendo presidenti del Cagliari Calcio, in questa situazione attuale, cosa avreste fatto? Come vi sareste comportati per uscire da questa situazione delicatissima che ci vede penultimi? Avreste continuato con mister Ranieri? Avreste voluto dare una scossa, magari cambiando? Consapevoli che fuori c'era un allenatore che qua a Cagliari ha già fatto qualche miracolo e che sa come si raggiungono salvezze impossibili. Parlo di Davide Ballardini. Fatemelo sapere nei commenti come vi sareste comportati. Ho sentito le parole del presidente Giulini in conferenza stampa ieri, si è presentato ai giornalisti subito dopo la sconfitta con la Lazio e Giulini dice testuali parole: scenderemo in Serie B anche con mister Ranieri. Parto dal presupposto, ragazzi, che per me la stima nei confronti di mister Ranieri rimane sempre altissima. Sarà sempre uno di noi, uno del Cagliari, uno della Sardegna, perché quello che ha fatto rimane nella storia, rimarrà nella storia di questa società, la grandissima persona che è. Però arrivati a un certo punto bisogna capire che forse per dare una scossa bisogna cambiare. Il presidente dice: il problema del Cagliari è una questione di testa, e chi meglio di Ranieri può agire sulla testa dei giocatori? Perché vedo delle cose in allenamento che vengono fatte bene e poi in partita vengo la paura di sbagliare il passaggio. Allora io mi chiedo, ragazzi, faccio una valutazione. Se con la Juve, che è stata una delle partite forse più belle che mi ricordo, Juventus Cagliari a Torino, ci siamo presentati con un 4-3-1-2, un trequartista e 2 punte, perché in casa con la Lazio, sapendo già che la difesa 3 non funziona, ci presentiamo con una difesa 3 anomala? Zappa adattato, il solo Mina, che ricordiamoci non ha ancora 90 minuti nelle gambe, deve ritrovare un po' il campo, e Obert, un rispolverato Obert, un centrocampo a 5, difensivo, rispolverando un De Jora che non giocava da un sacco di tempo, tenendo in panchina Prati, un trequartista e un'unica punta, sapendo che la partita la devi cercare perlomeno di vincere, anche perché sai che l'Empoli è andata a vincere a Salerno. Allora io mi chiedo, già dalla formazione che possa incutere paura nei giocatori, cioè un centrocampo a 5 praticamente difensivo che inconsciamente possa dire alla squadra difendiamoci perché dobbiamo avere paura della Lazio. Secondo me già la mentalità è sbagliata e mi chiedo perché Ranieri continui a insistere. Ripeto, la mia stima per Ranieri, ragazzi, rimarrà sempre al massimo, però mi chiedo se davvero ne valga la pena continuare. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete un like al video, condividete e ricordatevi, ragazzi, se siete tifosi del Cagliari, di seguirmi sempre Forza Cagliari, sperando di uscire al più presto da questa situazione.